I risultati di 3 anni di governo Meloni, protagonisti dell'evento pubblico organizzato a Udine da Fratelli d'Italia, Friuli Venezia Giulia. A Palazzo Keichler, riuniti dalle 17, molti big del partito, su cui sono puntati in questi giorni gli occhi dopo il centenario della consulta al terzo mandato consecutivo anche per i presidenti di province e regioni a statuto speciale. Così commentano la situazione e i possibili scenari locali all'interno di Fratelli d'Italia e della maggioranza di centrodestra il coordinatore regionale del partito e deputato Walter Rizzetto e l'europarlamentare Alessandro Ciriani. Di qui in avanti abbiamo ancora circa 3 anni di legislatura regionale. Ci saranno ancora 2 stabilità, 2 finanziarie da fare in regione, oltre a questa che celebreremo fra qualche settimana. Ricordo a me stesso in primis che il candidato in Veneto è stato scelto circa un mese fa e si vota fra qualche settimana, quindi ci vorrà tempo. Non penso che, in questo caso sia il momento di scalciare, penso che sia il momento di andare avanti con le riforme nei confronti dei nostri concittadini che hanno bisogno evidentemente ancora di risposte, seppur all'interno di un governo regionale che evidentemente sta dando molte di queste risposte. Fratelli d'Italia eventualmente fosse investita fra qualche tempo di questo onore, si rende partecipe di questo percorso e sarà pronta, come evidentemente lo siamo stati negli ultimi anni. L'esperienza insegna che in politica gli anni sono secoli e tutto può accadere. Il punto fermo è questo: c'è già un governatore che si chiama Massimiliano Fedriga, che governerà per i prossimi anni e che ha bisogno di tutto l'appoggio e il sostegno anche di Fratelli d'Italia. Fino a quel momento direi che è prematuro parlare di qualsiasi altro scenario. Tra i principali risultati del triennio evidenziati da Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, ne dico uno su tutti: la ripresa del mercato del lavoro e dell'occupazione. Non si era mai stabilito e non si era mai stabilita un'occupazione così ampia e strutturale negli ultimi 25 o 30 anni nel nostro paese, dopo un periodo assolutamente drammatico.